Con Stefano Esposito, alla fine di questo pareggio che immagino non ti soddisfi. No, sicuramente no, ma siamo alle prime partite, purtroppo la lucidità spesso non è il fattore che fa la differenza, invece in questo momento è assolutamente determinante e manca. A noi oggi è mancata tantissimo, abbiamo sbagliato l'inverosimile contro una squadra ben messa in campo che a dispetto della giovane età lotta su ogni pallone, non è assolutamente facile affrontarla, dopotutto ha perso con lo Schio negli ultimi minuti, vinceva, ha perso col Godego domenica nel recupero e quindi bisogna fare i complimenti al Giorgione. Noi dobbiamo assolutamente crescere, abbiamo sbagliato tanto, troppi gol, rigore a parte, troppo. Occasioni davanti alla porta. Anche di più, perché quindi nel primo tempo Sottovia aveva già superato il portiere, è stato buttato a terra, che potevamo fare gol facilmente, non ci è stato dato rigore, ma non è gli episodi quelli che non si tratta di recriminare sull'arbitro, non è quello, noi dovevamo fare gol, abbiamo avuto le possibilità per farlo, non siamo stati lucidi, bravi nel farlo, però la squadra, a parte alcune situazioni, alcuni momenti, ha fatto una buona partita, perché comunque si è mossa bene. Poi non abbiamo ancora la lucidità, non abbiamo avuto la lucidità per concretizzare, bastava farne uno per togliere anche, esatto, per liberare anche la tensione, visto che dopo 10 minuti ti senti in obbligo di dover sbloccarla, quando non la sblocchi più il tempo passa e più nervosismo, ti senti questo peso sul groppone ed è sempre più difficile. E quindi è un punto, ne volevamo 3, ma è un punto, si va avanti, il cammino è ancora lungo, è appena iniziato. So che non ti piace parlare degli arbitri, ma sono stati bravi loro con la linea alta ben messa oppure ti lascia il dubbio? Una domanda, no, ho parecchi dubbi, soprattutto nel primo tempo. Tante situazioni dove noi avevamo la possibilità di andare in porta, siamo stati fermati in maniera dubbia. Abbiamo la tecnologia per poter controllare, secondo me la Terna ha sbagliato tanto oggi, ma da una parte all'altra, però nelle situazioni determinanti spesso l'impressione è che non ci abbia avvantaggiato, ma ribadisco, a me non interessa, non è che il pareggio è colpa dell'arbitro, ci mancherebbe, il pareggio è merito del Giorgione ed è merito nostro di non avere concretizzato le occasioni create e non averne neanche create di più, come è nelle nostre possibilità. Mister, alla prossima, un punto portato a casa, adesso giocate in casa, quindi lì sì bisogna fare i 3 punti. A casa o fuori, a questo livello cambia poco, noi scendiamo in campo sempre per fare 3 punti, abbiamo 4, soprattutto le prime 3 partite, una più difficile dell'altra, sono tutti scontri diretti, perlomeno secondo il mercato d'estate, e quindi vediamo di farci trovare pronti.